Salve a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. È passato così tanto tempo dall'ultimo episodio della Vanilla che non mi ricordo nemmeno dove ero arrivato. Purtroppo mi dispiace, ma allora ricordo che l'ultima cosa che ho fatto è stata questa recensione, molto carina devo dire, dai, essenziale. E allora, cosa fare? Nel primissimo episodio, se non sbaglio, avevo detto che avevo intenzione di farmi questa casa solo per iniziare. E se invece facessi in modo che questa casa sia quella definitiva? Allora, intendo che ovviamente non vivrò in questa catapecchia per tutti gli episodi della Vanilla, saranno tanti si spera, ma ho intenzione di fare qui un buco, no? E magari sotto questo buco magari c'è una trapdoor da altre scale, oppure direttamente qua, scendi giù e da lì boom, mondo sotterraneo, vabbè, mondo un po' azzardato, base sotterranea. Quindi allora io direi di iniziare già da adesso, vi giuro, è un'idea che mi è arrivata ora, non sono rimasto a pensarci, dopo tutto questo tempo non ho pensato a nulla. Ok, allora ho il mio piccone, meglio se mi porto dietro della legna, e niente, si comincia a lavorare, la cosa più noiosa da fare in Minecraft, ovvero scavare. Anche essendo la cosa noiosa, è anche la cosa, diciamo, che differenzia Minecraft, no? È questo lo scopo di Minecraft, scavare, mine, se no non si chiamerebbe così. Va bene, allora metti la scala qua e vabbè, io faccio un taglio e ci vediamo quando avrò preparato un bello spazio qua sotto. Allora ragazzi, ho fatto questo piccolo spazietto che sarà non so, tipo l'entrata. Ora man mano capirete cosa intendo con questo. Allora qua devo mettere la cobblestone e devo illuminare anche. Non ho delle torce in inventario, ok, basta prenderle da qua. Vabbè, prendo questo pezzo di carbone che ho e ci metto uno stick per fare una torcia. Perfetto, ora metto una torcia così a caso, provvisoria, e qua muro tutto di cobblestone. Aspetta, ok, così questo non c'era bisogno di scavarlo. Sì, bene, allora ok, dai, non è, cioè non puoi giudicare una cosa non ancora finita, va bene? In pratica ho intenzione qua di fare una specie di mini porta oppure una specie di tunnel. Va bene, non ho ancora le idee chiare, però grosso modo ho intenzione di fare una roba tipo così, tipo che va e scende, però non so, potrebbe essere pallosa effettivamente, quindi direi che fare un ascensore tra virgolette potrebbe essere meglio, oppure delle scale a pioli, non lo so. Intanto facciamo il pavimento e magari qualcosa mi verrà in mente. Devo prendere il legno e niente, ora cosa facciamo? Qua potrei mettere qualche decorazione sul muro, ma non è la nostra priorità. Anzi, sapete cosa voglio fare? Non è nulla di così eclatante, però non lo so, potrebbe essere carino. Magari qua ci metto della lava e la fermo con un vetro, giusto per far luce, al posto della solita delle solite torce. Metto una lava, un bel po' di lava. Vabbè, qua metto la cobblestone perché sennò è brutto vedere la terra. Anche qua, se non sbaglio, si dovrebbe vedere, quindi la togliamo, che è anche meglio. Un po' di cobblestone sopra. Vuoi dirmi che non ho della cobblestone? Ma a parte tutto questo, no, lava. Dove la trovo la lava? Perché non mi ricordo se... Ah sì, mi sa di sì, mi sa che mi ricordo dove sta la... Non voglio prendere la spada. Mi sa che ricordo dove sta la lava, però mi serve anche il vetro. In realtà non vorrei fare vetro normale, mi piacerebbe molto mettere vetro rosso.
Sì, ok, ho abbastanza colorante, però non so se mi basta il... ecco, appunto non mi basta il vetro, quindi vado a prendere sabbia essenzialmente. Prima dormo, guarda, e poi vado a prendermi ciò di cui ho bisogno. No, no, torna a casa. No, sei un ospite indesiderato qua. Guai se esplodi, oddio. Di poco, stava per esplodere, eh. Ok, qua abbiamo questo bellissimo pozzo, perché... allora, io vorrei prendere la sabbia, no? Ma sì, dai, prendiamola, che comunque... prima o poi... sapete cosa ho intenzione di fare? Tutta questa parte, no? Che prima o poi sono sicuro toglierò... cioè, leverò la sabbia da qua, perché io sono uno... quando ha bisogno di materiali sarebbe capace di prenderli anche da casa. Allora, cosa faccio? Tolgo tutta la sabbia, piano piano, non c'è bisogno, non c'è fretta. Prendo bucket d'acqua e riempio tutto qua d'acqua. Tanto che davanti a casa ti fai un bel ponticello, è carino, no? Bene, quindi intanto mi prendo giusto 7 blocchi di sabbia, così posso farmi ciò di cui ho bisogno, ovvero 8 pezzi di vetro, e in più posso cuocerli giusti con... aspetta, perché ho un diamante in inventario? La risposta è perché non ho spazio nelle ceste. E ora la cosa più importante, ovvero andare a prendere la lava. Se non sbaglio, se non ricordo male, qua nei dintorni c'era una caverna. Era quella da cui sono entrato, no? Per prendere i materiali. E ricerca, non è questa, ma eccola qua. Infatti ricordo bene, anche qua ce n'era un'altra, ma aspetta, c'è della luce. Si è mica lava? No, è una torcia. Io ricordavo che qua c'era della lava, ma non ne sono al 100% sicuro. Intanto mangio questa patata cotta. Ok, vengo in pace, voglio prendere solo della lava, non voglio fare nulla, non voglio fare a botte con dei ghast, a parte che non mi ricordo nemmeno come è fatto questo nether. È da tanto che non gioco in questo mondo. Allora, senza perdere la strada di casa, non so se salire su per prenderla dalle fonti o scendere giù. Tra l'altro qua c'è la nostra fortezzina. Ina. Allora, beh, io direi di salire, dai. A parte che i blocchi non ci mancano. Stupidi pigmen, quanto vorrei picchiarvi. Qua c'è un bel po' di lava, c'è un fotto di lava, c'è. E c'è anche dell'aluminite. E non fa mai male, quindi potrei prendere sia la lava e sia l'aluminite. Ok, sono tornato a casa. Ho una fame da lupi e ho i 2 secchi di lava, un po' di aluminite, ma giusto poco, 23 nether quartz, che è davvero poco, davvero pochissimo. Dai, faccio accoppiare un po' di animali a caso. Do un po' di grano a caso, voi fate quello che volete. Ok, ho accoppiato tutti. Sì, perché mi è finito il grano, ma mi manca un pezzo. Voi non sapete, quando vai nel nether, no? E hai quella tentazione potentissima di dare 2 pugni sul muso a quei pigmen. A me stanno davvero sul cazzo i pigmen. Ok, non farla uscire, non far uscire. No. Oddio, di poco stavo uscendo la lava. Allora, così abbi pazienza, fa cacare, ok? E se io facessi una cosa, va bene, faccio un taglio e poi vi faccio vedere come farò diventare questa stanza. Mi è arrivato un colpo di genio. Allora ragazzi, finalmente ho finito di fare la cantina, se vogliamo chiamarla così. Pronti? Oh, bella, vero? Beh, sì, dai, è carina, dai. Ho messo dei magma block. Uso spesso questo stile, ma non nelle stanze normali, per così dire, ma
nelle stanze riguardanti il Nether, per esempio la hub del Nether o qualcosa del genere. Infatti ho usato tutti i blocchi del Nether, a parte questi, ma comunque sono rossi e richiamano gli inferi. Qua ho lasciato la terra apposta perché ho deciso che farò una specie di tunnel e che poi scenderà naturalmente, e vabbè, vedrò un po' come impostarlo dopo. Quindi per questo episodio è tutto, io vi ringrazio della visione, si spera di ritornare con la vanilla come un tempo. Ciao a tutti!